Celebrata ieri nello scenario della Valle dei Templi ad Agrigento la festa della Repubblica, la cerimonia è iniziata in mattinata davanti alla sede del comune di Agrigento in piazza Pirandello, a seguire la consueta deposizione della colonna dell'oro effettuata dal prefetto romano dinanzi al monumento dei caduti a Villa Bonfiglio. La parata militare si è poi spostata alla Valle dei Templi. Ad aprire la cerimonia il prefetto romano, accompagnato dal comandante provinciale dei Carabinieri Nicola De Tullio. Il picchetto interforze si è schierato e dopo l'ingresso della fanfara dei bersaglieri della sezione di Caltanissetta, il prefetto romano ha passato in rassegna lo schieramento. Poi l'emozionante alzabandiera a cura del comando provinciale dei Vigili del Fuoco e l'inno di Mameli. Sono state presenti le più alte cariche istituzionali, i militari della provincia e tanti sindaci dell'Agrigentino. Quindi la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella da parte di un'alunna del liceo Empedocle, di cui nel corso di quest'anno, con commossa partecipazione, viene commemorato l'80° anniversario in numerose località. Durante la cerimonia è stata anche consegnata l'onorificenza di Cavaliere all'Ordine al Merito della Repubblica al luogotenente dei Carabinieri Antonio Scalise, in pensione. Sì, a questo ci teniamo molto. Il messaggio del Presidente deve essere recepito dai più giovani e quindi è giusto che lo legga un alunno, in questo caso un'alunna, perché abbiamo pensato fosse opportuno alternare i toni di voce. Poi toccherà a me fare il saluto alla festa della Repubblica e ai numerosi ospiti che abbiamo oggi presenti qui. Vorrei sottolineare a proposito che abbiamo deciso di organizzare questo 2 giugno presso la Valle dei Templi proprio grazie alla coincidenza che a qualcuno all'inizio poteva sembrare poco comoda fra la giornata di apertura gratuita che cade proprio oggi e quindi la presenza di tanti turisti e la festa della Repubblica. Vogliamo mostrare ai turisti la nostra festa nazionale. Sarà capitato a molti che ci ascoltano di passare il 14 luglio in Francia e di vedere come è sentito. Ecco, noi non dobbiamo essere da meno, dobbiamo far capire che nell'ambito delle tante opinioni che abbiamo noi italiani, della nostra grande capacità dialettica di discutere, di confrontarci, specialmente noi siciliani, però siamo uniti, siamo un unico popolo e alla festa ci teniamo, al di là delle divisioni geografiche e diciamo orizzontali e verticali fra diverse opinioni. Lo Stato, la nazione, il paese, la collettività nazionale sono come una famiglia. Le famiglie sane sono quelle che discutono, litigano, magari qualche volta anche in maniera animata, ma che poi sanno trovare unità. Ecco, noi dobbiamo essere come queste famiglie, come le migliori. Con le guerre che ci sono alle porte d'Europa, che significato assume questa festa della Repubblica? È un significato ancora più pregnante, perché stiamo forse toccando con mano che non è possibile pensare di non porsi il problema della sicurezza nazionale. Questo non significa che dobbiamo straarmarci, fare la guerra o altro, ma dobbiamo essere uniti anche in questo. Non possiamo pensare che solo perché non ci piacciono certe cose brutte non succedano, possono succedere. Oggi saranno consegnate delle onorificenze al merito. Ecco il significato di Vicenza. Infatti non è tanto un premio quanto, vede, quando fu dichiarata la Repubblica, fu proclamata la Repubblica, vennero aboliti i titoli nobiliari che si passavano da padre in figlio, vennero sostituiti dal cosiddetto OMRI, Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Oggi è nobile, fra virgolette, cavaliere, come si diceva nel Medioevo di un nobile, chi lo merita per il lavoro che ha svolto. E naturalmente quella di oggi, che verrà consegnata oggi, sarà un'onorificenza di quelle generali. Poi esistono anche quelle specifiche. Di recente abbiamo inaugurato la rotonda Maestri del Lavoro, esiste la medaglia d'oro al merito scolastico, esistono cioè delle onorificenze che si riferiscono a particolari categorie. Quindi, in conclusione, l'esibizione dell'orchestra del liceo musicale Empedocle che ha eseguito dei brani classici allietando i presenti.